Allora, Alessio Morausin. Su questo? No, su indipendenza. Su questo ho un'opinione, sì, comunque. sì. Si è passati da un'obbedienza, ad uno schieramento di obbedienze a un altro schieramento di obbedienze. Credo che sia chiaro a tutti che questa è una incipriata che si è data a questo partito, e quindi non esiste la Lega 2. Esiste la Lega funzionale a un progetto di potere che è quello che si gioca nell'arena romana, dove ha già dimostrato di essere rimasta soccombente anche quando aveva un numero di parlamentari decisamente rilevante, o quantomeno, come è stato nell'ultima legislatura, quella che è finita anticipatamente, allorché poteva far fare al presidente Berlusconi sostanzialmente quello che voleva. Quante volte l'abbiamo detto anche da questa televisione che aveva la golden share, aveva la possibilità di obbligare il capo del governo a fare quello che voleva, perché non aveva più tra i piedi, come diceva allora con linguaggio colorito Bossi, né Casini né Fini, e quindi c'era solo Bossi e Berlusconi che si trovavano tutti i lunedì alla cenetta per decidere il programma di governo della settimana. Potevano fare quel che volevano, potevano fare le riforme federaliste, cosiddette federaliste, perché erano pseudo-federaliste, nell'arco di 3 mesi se volevano. In realtà avevano voglia di gestire il potere con altri scopi, e poi sono andati a finire, come inevitabilmente, sono andati a finire arenandosi sulle sabbie del malcostume, ecco, diciamo così, per usare un eufemismo. Indipendenza Veneta, e a me stupisce un po' che Benetazzo, che stimo tantissimo come economista, si sia arenato a sua volta sul commento politico, vedendo nel movimento di Grillo il cuneo che risolve il problema. Io stimo tutti i ragazzi giovani, anche molto bravi, che seguono questo movimento irruento, sicuramente, che vuole il cambiamento. Però ritengo convintamente che giocare la partita in quell'ambito a Roma sia ormai un'esperienza inutile. Bisogna cambiare campo, bisogna vedere la politica da una prospettiva veramente nuova, perché anche se andassero in Parlamento 100 grillini non combinerebbero e non combineranno, perché probabilmente quel numero sarà confermato, non combineranno assolutamente nulla, perché la burocrazia è come le mangrovie, avvolge tutto. L'hanno scritto illustri commentatori che anche questo governo di tecnici che doveva essere al di sopra e al di fuori, che aveva il consenso e del centrodestra e del centrosinistra, non è riuscito ad attuare che il 20%, quante volte l'abbiamo detto, delle sue riforme. Vuol dire che il potere è al di fuori addirittura della struttura governativa e della struttura parlamentare. Bisogna quindi uscire da quell'arena, giocare col cuneo, come dici bene Benetazzo te, questa come immagine figurata mi piace, giocando la partita sul nostro territorio. Nel caso del Veneto, per esempio, con un progetto indipendentista che è serio, che è meditato, che ha delle tappe già programmate, che ha trovato attenzione se non consenso a livello europeo e di cui ne parla la stampa mondiale, e lo sa, continuiamo a dirlo. Di noi non parlano i giornali locali, ma ne parla la stampa mondiale. Basta andare sul sito indipendenzaveneta.net per prenderne atto di questo. Voglio dire, è tempo di cambiamento ragionando e ponendoci in una prospettiva territoriale. Questo territorio, poi il Veneto, ha tutti i requisiti storici, economici, diciamo di creatività di impresa, perché questa è la realtà, di competitività, ed è strozzato da una fiscalità folle, una fiscalità che non viene rallentata da nessuna delle proposte che si sentono oggi appena accennate da quelli che si pongono sulla scena delle elezioni. Per esempio, nessuno mai parla di quali saranno veramente i tagli delle spese, che sono il tumore, il cancro di questa Repubblica palesemente fallita. Ieri Panebianco, suo collega, nell'editoriale del Corriere l'ha spiegato bene, ha detto questo è uno Stato irriformabile, e l'ha motivato anche toccando quell'aspetto della burocrazia che a me sta molto a cuore e che è effettivamente il cancro, dicendo che c'è il tradimento dei chierici. Ha fatto proprio riferimento a quei maestri del diritto, a quei giuristi e quegli accademici che stanno difendendo lo status quo, che
vedono il cambiamento secondo i piccoli passi della loro stessa burocrazia. Invece il cambiamento deve essere radicale, deve essere totale, ma non incuneandoci in quel Parlamento che ormai sa di puzza ed è irriformabile, ma lavorando sul territorio. Noi diciamo, e finisco con questo, il nostro slogan in questa campagna elettorale, dove noi partecipiamo solo per far conoscere il progetto, l'importante, serio, robusto, realizzabile, concreto progetto di indipendenza del Veneto. Se noi avremmo il 50% più uno dei veneti che dicono di sì a indipendenza veneta, già la nostra denominazione e il progetto, noi dichiareremo il giorno dopo, abbiamo il nostro programma di 6 parole, ho detto, è un segno grafico, dichiarazione unilaterale di indipendenza del Veneto, punto fermo, è l'unico modo per venirne fuori. Le posso dire, direttore, finisco, che gli imprenditori sono quelli che hanno capito l'importanza di uscire dallo stagno italiano lavorando positivamente sul territorio. Non si può competere pagando tasse al 65%, ormai la tassazione, la fiscalità, il prelievo, chiamiamolo con una sola parola, è arrivato a queste percentuali folle. Non si può competere col mondo, quindi bisogna tornare a dare ossigeno, dare prospettiva, dare possibilità di competere alla nostra impresa che ha ancora voglia di fare tanto. Ed è senza voce, voglio dire. Ed è senza voce, bravo. Allora, Avvocato Morosini. Ma io credo che effettivamente, proprio a causa di qualche voto in più, l'Italia è stata portata nel baratro, nel disastro, nel debito pubblico crescente, e qui non c'è da fare molta discriminazione tra gli uni e gli altri, perché proprio l'esempio degli ultimi anni, di questa legislatura che sta finendo adesso, è la prova conclamata che da centrodestra, centrosinistra e centro dei tecnici non c'è nessuna differenza. Se solo si pensa, come accennavo poc'anzi, che questo governo dei tecnici, che doveva invertire la rotta, nell'ultimo anno ha aumentato il debito pubblico di più di 100 miliardi di euro, 100 miliardi di euro, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Non è vero, sono dati statistici, bisogna conoscerli. Anzi, ti dico di più, 103 in 11 mesi se vuoi, da novembre, bisogna conoscere le cose. Da novembre 2011 a 31 ottobre 2012 è aumentato di 103 miliardi, sono 4.970 euro al secondo, se ti interessa. Quindi i numeri li conosco e l'informazione è ufficiale. Qui abbiamo anche Benettazzo che probabilmente potrebbe, se non avesse già parlato abbastanza, intervenire. Allora voglio dire, il debito pubblico è solo la punta dell'iceberg. In realtà abbiamo avuto un incremento della povertà da un lato, e questo riguarda i cittadini, la parte più debole della società, e una recessione che ha punito innanzitutto il motore, soprattutto nel nostro Veneto, dell'economia. E di questo sono responsabili negli ultimi 20 anni, ma io voglio stare all'ultima legislatura, tanto il centrodestra, tanto il centrosinistra, che a parole si sono scontrati sempre su tutto, ma poi per 13 mesi hanno votato con la fiducia tutti quei provvedimenti che adesso in campagna elettorale vorrebbero farci digerire come provvedimenti che, se rimeditati in parte, l'IMU sì, ma fino a 500 euro no, oppure l'IVA la toglieremo ma da luglio se riusciamo. Tutta una serie di finzioni, di forzature, di congetture che contraddicono le condotte politiche di fatto assunte in Parlamento negli ultimi 5 anni e negli ultimi 13 mesi da tutto il consociativismo dei partiti che là sono andati a rappresentare gli interessi del popolo. Quindi a Roma non c'è più rappresentanza, questo è il punto. E quindi, caro Cesaro, per qualche voto in più si è portato questo Stato, questa Italia, al fallimento. Il guaio è che noi continuiamo a pagare se non viene dichiarata subito fallita o se non portiamo il Veneto fuori da questa situazione di fallimento. La realtà è drammatica, la realtà è irreversibile se si vuole guardarla ancora nella sua espressione romana. Noi abbiamo una convinzione: come è fallita la Repubblica di Weimar, fallirà anche questo Stato. E qua ha ragione Benettazzo quando dice che
se anche non fallisce tecnicamente con una dichiarazione di fallimento come avviene per una società quando appunto è decotta, quando non è più in grado di pagare i suoi debiti, per gli stati c'è un fallimento diverso, nel senso che si perde la credibilità internazionale, che i cittadini perdono tutti quelli che sono i loro risparmi, che non c'è una prospettiva di lavoro, una prospettiva di cambiamento, una prospettiva di vita migliore per le generazioni che noi dovremmo aiutare ad affrontare questo terzo millennio e quindi per i nostri figli, per i nostri ragazzi. Lo vediamo già oggi. Abbiamo il 37,5% della disoccupazione giovanile. Abbiamo i ragazzi che appena laureati pensano di andarsene in Australia e in Inghilterra, per fare solo due esempi. Vuol dire che non c'è stato, vuol dire che il fallimento è nelle azioni o nelle non azioni della politica. Vuol dire che l'Italia ormai non rappresenta più quello che è l'interesse dei cittadini, non c'è nessuno che rappresenta la sovranità popolare, è una finzione. E qui io credo che sia anche un gioco delle parti, direttore, quello di chi propone col 40%, ma si pensi lei, dice se mi date il 40% del consenso cambierò la Costituzione. Ma che cosa ci raccontano? Ma ci può essere qualche fesso che ancora crede che una persona che col 40% dei consensi va a cambiare una Costituzione che chiede maggioranze qualificate che non ci sono state neanche nell'ultima legislatura di gregge, dico io, che ha sostenuto Monti? Non sono riusciti a mettersi d'accordo neanche per cambiare la legge elettorale, siamo costretti a votare e questa è democrazia commissariata all'interno. Quindi abbiamo la democrazia commissariata all'interno da una legge elettorale vergognosa, oggi Presidente della Corte Costituzionale, e una democrazia commissariata all'esterno, o meglio una sovranità commissariata all'esterno, come in questo senso accennava bene Benettazzo, che sostanzialmente ci dà i compiti da fare per casa. E voi pensate che questi siano in grado di dare risposta ai problemi che chiederanno l'Europa? Saremo costretti a fare tutto quello che ci dice l'Europa, avremo 12-24 mesi di dolore e di tribolazione ulteriore, di recessione grave, di povertà crescente, 8 milioni e rotti di famiglie, dato odierno di poveri. E io dico sempre, non ci dimentichiamo mai che nel nostro Veneto ci sono state nell'ultimo anno 25 persone, una ogni 15 giorni, che si è tolta la vita, suicidi di Stato. Questa è la realtà. Non li dimentichiamo mica queste cose in campagna elettorale. Questa è una campagna elettorale che ha parlato solo dei colori, delle alleanze, io sono più bravo di lui, nessuno è entrato nel cuore della materia viva, nella carne della realtà. Ci dicano quando parlano di patrimoniale cosa intendono per patrimoniale, anche Bersani, evanescente. Dica Berlusconi come fa fronte quando elimina l'IMU, quando toglie l'IMU. Dica come riducono il debito pubblico, dicano se rinunciano ad acquistare gli F-35 che costano 20 miliardi, dicano come pagheranno la pensione che non sono in grado di pagare ai nostri pensionati. In sostanza lo Stato è fallito. Lo Stato è fallito ed è irriformabile. Ecco perché con serenità, siamo molto convinti di questo, ma con serenità bisogna parlare in un quadro europeo, Menorello, in un quadro europeo, perché vede, non siamo solo noi, ma ci sono tante altre realtà cosiddette regionali dell'Europa che parlano di indipendenza, perché i piccoli stati riescono a fare meglio dei grandi stati. Gli stati tra i 5 e i 10 milioni di abitanti sono nel futuro prossimo la miglior possibilità di governo dei territori. Tutti insieme saranno la miglior possibilità di governo di un'Europa che, se rimane in mano a questi stati, sarà anche lei costretta a implodere come sta succedendo per gli stati sorgimentali. Quindi indipendenza. Mi consenta, direttore, chiedo scusa, una sola battuta. Un telespettatore ha detto che siamo incoerenti. Guardi, se c'è una cosa che nella mia esperienza politica ci tengo e ho sempre difeso con energia, è la coerenza. Io per la coerenza ho rinunciato a tutto. Hai ragione. Me ne dà atto anche Pizzolato. Io nel 98 sono uscito dalla Liga Veneta per coerenza, perché avevo portato in votazione in Consiglio regionale la risoluzione sul diritto all'autodeterminazione bocciata da Bossi. Ho rifiutato, lei non sa quante offerte di adesione a questa o quella forza,
per mantenere fermo l'ideale di indipendenza. Oggi rispondo e finisco a un telespettatore che ha scritto che andiamo a Roma. Noi partecipiamo a queste elezioni come Indipendenza Veneta esclusivamente per avere il palco elettorale della comunicazione, per poter far conoscere il nostro progetto indipendentista, per far capire che è una cosa seria, che è una cosa fattibile, che è una cosa sulla quale già l'Europa ci ha dato attenzione e ci ha detto che ci vuole aiutare, e quindi anche se avessimo disgraziatamente degli eletti, noi non andremo mai a Roma. A noi ci interessa fare di queste elezioni una prova pre-referendaria. Anzi, se i veneti ci dessero, come auspico, il 50% più un cittadino di consenso, dichiareremo immediatamente in piazza San Marco, in modo unilaterale, l'indipendenza del Veneto. Allora, così, una voglia di contraddizione dialettica che è anche piacevole, ma a volte va oltre, me lo consente perché è una persona con la quale ho un buon rapporto. Ma in effetti io credo che invece sia da valorizzare quello che ha detto Benettazzo, perché magari il tema è un po' ostico da trattare e da spiegare così frettolosamente in televisione, ma ha detto bene, i super tecnici, i cosiddetti super tecnici, hanno clamorosamente fallito su più fronti. Questo è il dato che politicamente ci interessa. Quello che lui ha cercato di spiegare è in realtà una delle tante realtà che manifestano appunto l'approssimazione che hanno avuto sui temi. Pensi al caso più semplice da capire degli esodati, sembravano fossero 80.000, poi sono diventati 150, poi 280.000, e avevamo un ministro del lavoro che insegna, docente di diritto del lavoro, che aveva un sacco di esperti al suo fianco, che aveva tutti gli strumenti e i dati disponibili dei vari ministeri. Ma io faccio anche un altro esempio più semplice, così più facile da capire in trasmissione. Quando hanno voluto colpire l'anno scorso il lusso delle barche, io non sono uno che ama il mare, le barche, perché non è la mia passione, non ho mai avuto una barca, però lo intuivo da profano di quel mondo che tassare le barche che sono nelle nostre darsene probabilmente avrebbe consentito, visto che c'erano facili alternative, che li portavano tutte in Slovenia e in Croazia, e così è stato. Così invece di colpire dei beni di lusso hanno sottratto addirittura il lavoro nei cantieri per le riparazioni, per la motonautica e quello che c'è, che davano in qualche modo anche una ulteriore vivacità economica al nostro territorio. Insomma, a me pare che vi sia molta insipienza, molta approssimazione, e quindi condivido l'idea che da questi tecnici, che adesso si propongono, dopo aver fallito come tecnici, anche come politici, è meglio star lontani 2 volte. Se poi questi vanno a cementarsi, lasciami dire, se poi vanno a cementare questa loro pseudo competenza tecnica, addirittura con 2 vecchi marpioni, mi consenta, in senso politico, come Fini e Casini, che faceva il portaborse da quando aveva 15 anni, credo che la prospettiva di votare in quella direzione per il Veneto sia nefasta. Ripeto, ma è triste anche per quelli che hanno sostenuto questo governo di Monti, che in questi 13 mesi hanno votato tutto quello che hanno voluto. Ripeto, non possiamo trovare una risposta adeguata se non uscendo da questo stagno italiano. Bisogna parlare seriamente, in modo avveduto, capendo che ci sono dei passi realizzabili in tempi brevi di indipendenza veneta. Io capisco che è un tema ancora sconosciuto, ed è questo l'unico motivo per cui noi abbiamo scelto di presentarci in questa campagna elettorale. Non ci interessa nulla di Roma, ci interessa far capire che se diamo ai nostri imprenditori, a questo territorio, delle speranze, dei progetti per il futuro, probabilmente riusciamo a migliorare la vita dei nostri cittadini e anche a esprimere, questa è una cosa importante, una vera solidarietà verso quell'Italia che poi possiamo aiutare concretamente. Rischiamo altrimenti di morire, di affondare nella barca italiana, e avremo una solidarietà idiota, di cui una solidarietà sciocca, perché non si è neanche creata lo spazio per fare solidarietà vera, per dare opportunità all'Italia di capire come se ne viene fuori. La semplificazione chiede 2 cose, chiede responsabilità, assumersi responsabilità, e semplificazione. Queste 2 parole in Italia sono sconosciute, solo con l'indipendenza veneta ne veniamo fuori.